Quello che sta per concludersi è stato un anno importante, di rinnovamento e di grande crescita per la Democrazia Cristiana, lo dice Toto Cuffaro, segretario nazionale del partito, nel tradizionale messaggio di auguri di fine anno, un'occasione per tracciare un bilancio più che positivo per il 2023, guardando anche all'immediato futuro e alle prossime sfide che attendono il partito. È stato un anno importante il 2023 per la Democrazia Cristiana, è stato un anno dove c'è stato tanto lavoro e dove la Democrazia Cristiana è cresciuta tantissimo. Siamo radicati in tutti i comuni della Sicilia, dovunque il messaggio di un partito di valori, di un partito di ispirazione cristiana che traccia il suo percorso dentro la dottrina sociale della Chiesa, adesso sta diventando protagonista. Abbiamo il rispetto delle istituzioni che è dovuto sempre e soprattutto quando le istituzioni vivono momenti di difficoltà. Di questa scelta la Democrazia Cristiana ne fa una questione molto importante della politica, come è importante assieme alla difesa delle istituzioni che rimangono, anche se gli uomini cambiano, è capire quando la società oggi abbia bisogno di partiti che riescano dentro la società a rappresentare anche le persone più deboli, i disabili, i malati, quelli che non hanno voce. Ecco, la Democrazia Cristiana vuole fare questo, vuole dar voce a chi voce non ce l'ha. E per far questo abbiamo scelto di rinnovare la classe dirigente. La Democrazia Cristiana che vogliamo, partito libero, aperto, plurale, democratico, deve essere giovane e deve essere donna. Tanti giovani e tante donne che ci aiutino a portare avanti un programma che dia la possibilità ai giovani di Sicilia di poter lavorare qui, di poter scegliere qui, di costruire il loro futuro, di poter scegliere di far crescere questa terra in sintonia con le cose che contano e che ogni giorno noi portiamo avanti nel sacrificio e nello spirito di servizio. E questa è la politica che vogliamo. La politica che ci ricordava Paolo VI, la politica come servizio e come la più alta espressione della carità. Ecco, io credo che la Democrazia Cristiana di oggi, fatta di tanti giovani e di tantissime donne, stia portando avanti questi programmi e questi progetti con grande passione e soprattutto con grande umiltà, quell'umiltà che serve oggi più che mai a far della politica un sistema che tenda a salvaguardare la speranza e che dia la possibilità a questa speranza di potersi riorganizzare e di diventare protagonista nel sistema sociale e istituzionale.